La giunta comunale di Agrigento, dopo le dimissioni dell'assessore Lopresti, assetto politico e prospettive. Le interviste a Carmelo Settembrino e Alessandro Patti. Davide Saglia. A 4 mesi dall'insediamento è già tempo di rimpasto per la giunta Zambuto. Le dimissioni di Lopresti e la turnazione già prevista negli accordi della maggioranza dovrebbero portare a breve un nuovo riassetto per alcune deleghe. Se sulla sostituzione di Francesco Messina ruota ancora tanta confusione, la casella vacante lasciata da Lopresti dovrebbe essere colmata con l'ingresso in giunta di un esponente del FLI, come affermato senza troppi giri di parole anche da Carmelo Settembrino. Io penso che sia naturale, dovevamo già far parte della giunta a dicembre, poi per problemi interni, a non creare problemi al sindaco, abbiamo fatto un passo indietro ed è entrata la componente, diciamo, vicino al consigliere Cirino è entrato Lopresti, però dovevamo già entrare come FLI a dicembre, però siccome non siamo attaccati alla poltrona abbiamo fatto un passo indietro naturalmente. Ora che Lopresti si è dimesso io penso che sia naturale la nostra entrata in giunta. Secondo lei sarà solo una questione di sostituire il posto vacante di Lopresti o ci sarà qualche altra turnazione all'interno della giunta? Ma io penso che una verifica c'è bisogno naturalmente, da quello che si è visto in questi giorni così non si può andare avanti. Ma le dinamiche politiche nazionali potrebbero portare ad una fine anticipata della legislatura di Marco Zambuto. Se il primo cittadino dovesse assecondare le sirene elettorali europee o nell'ipotesi in cui Matteo Renzi dovesse riservare per Zambuto un sottosegretariato nel nuovo esecutivo nazionale, si tornerebbe nuovamente al voto. E questo e altri temi sono alla base delle critiche avanzate dall'opposizione. Opposizione dura con quello che è stato l'operato fin qui della maggioranza. La situazione è veramente grottesca, tenete conto che teoricamente il primo punto all'ordine del giorno dei lavori consiliari da qualche mese a questa parte è la presentazione dell'amministrazione della giunta e già quella giunta non esiste più perché si è già sfaldata. Siamo veramente a situazioni grottesche che non fanno altro che arrecare danno all'azione amministrativa della città, che è la cosa principale. Si è voluta dare una connotazione politica a questa giunta, si è detto che è una giunta di centrosinistra, dove sia questo centrosinistra onestamente poi non lo sappiamo, se questo è il centrosinistra c'è da stare freschi. Io la sensazione che ho invece è un'altra e non mi fa per niente ben sperare. Io vedo un'amministrazione da un canto ostaggio di una serie di gruppi consiliari che vanno formandosi, vanno nascendo come funghi dai nomi improbabili e che riescono poi ad ottenere il risultato che si prefiggono, che è quello di sostanzialmente di avere qualche assessorato. Dall'altro canto il sindaco, ostaggio di queste logiche, finisce per fare necessità virtù e applica il divide et impera. Cioè siamo arrivati a situazioni grottesche. Qua abbiamo assessori e consiglieri di maggioranza che criticano l'operato di altri assessori appartenenti a qualche altro gruppuscolo. La situazione è veramente grottesca ed insostenibile. Se Zambuto vuole continuare su questa scia, faccia pure. Lui andrà sicuramente a sbattere, ma la cosa che più ci preoccupa è che va a sbattere la città.